Che ne occorre un altro supermercato, che siamo a posto con i supermercati. Chi fa sa robe che serve utili, chi ha sa perdere i supermercati. Protezione civile, se hanno bisogno dello spazio, è giusto che siano, ma che venga fuori altri supermercati a Mogliano, per piacere no. Fare un supermercato grande significa costringere i piccoli a chiudere. Se tutto ciò può portare anche gente che arriva a Mogliano Veneto da fuori, per tutto può andare bene, per le piccole attività. Il supermercato credo che ne abbiamo già a sufficienza. Protezione civile credo vada bene. Penso che dei supermercati ce ne sono anche troppi e che non ne servono altri. C'è senz'altro un altro supermercato che a Mogliano non serviva. Poi se c'è l'ufficio nuovo per la polizia municipale, ben venga. Non la pensa così Massimo Cestaro, presidente Ascom di Mogliano Veneto. L'area dismessa a pochi passi dalla città non poteva rimanere in stato di degrado. Non sorgerà un centro commerciale, sottolinea, ma un supermercato. Nessuna perdita dunque per i negozianti del centro cittadino. Non andrà assolutamente, secondo il mio punto di vista ed esperienza, ad intoccare le attività commerciali del centro. Anzi, sono 4.000 metri alla fine degli 11.000 e saranno solo ed esclusivamente il settore alimentare e tutto il resto è servizi. L'Unione Commerciale Confcommercio di Treviso, fa sapere la Presidente, monitora costantemente i progetti commerciali e logistici che sorgono sul territorio, ponendo attenzione al loro posizionamento e adeguatezza rispetto alla vocazione di ogni territorio. Non sempre, dunque, le grandi attività portano maggiore sviluppo. Il mandamento di Confcommercio dell'Ascom di Treviso ha commissionato un'indagine urbanistica che è stata realizzata e presentata in questi giorni proprio per attenzionare questo progetto. Non è sempre necessariamente vero che aperture di nuove attività come grandi superfici portino un maggiore sviluppo. Ecco, non sempre, non dappertutto questo accade, quindi è corretto anche monitorare il fenomeno e fare le debite considerazioni.